Da quando è stato inaugurato nel agosto 2020 l'Emporio di Cervignano, che vedeva già da parte della parrocchia la distribuzione della borsa della spesa per circa 70 famiglie, ha avuto un incremento, anche dovuto probabilmente alla pandemia, assolutamente, di circa il 20%. Se prima erano 70 le famiglie che venivano servite dalla borsa della spesa, adesso sono 89 servite dall'Emporio, un incremento di circa il 20%, quindi anche a Cervignano la povertà si fa sentire. Buongiorno a tutti e benvenuti in una puntata speciale dedicata alla lista al ponte. Oggi non intervisteremo un sostenitore, bensì faremo il punto, faremo un focus su quello che è l'assistenza alle persone bisognose e alle famiglie in difficoltà. Per fare ciò intervisteremo Renato Nucera, direttore della Caritas di Gorizia e referente dell'Emporio della Solidarietà. Via alle domande. Com'è il rapporto di Caritas con l'amministrazione comunale? L'amministrazione comunale di Cervignano, col suo sindaco Savino, è sempre stata molto attenta alle problematiche dei suoi cittadini, infatti collaborava già con la parrocchia, dando anche un cospicuo contributo per l'assistenza alle famiglie, che si è tradotto successivamente nell'aiuto e nel sostegno all'Emporio della Solidarietà. Devo dire che l'amministrazione comunale, con i suoi uffici del welfare, socioassistenziali, sono stati immediatamente propensi e attenti all'apertura dell'Emporio della Solidarietà, e la loro collaborazione continua tuttora con molta efficacia ed efficienza. Cosa può fare in più l'Emporio della Solidarietà per Cervignano? L'Emporio della Solidarietà è un'opera a segno di Caritas ed è un segno per Cervignano, e quindi quello che può fare è cercare di stimolare sempre di più il volontariato a Cervignano, la solidarietà e l'attenzione nei confronti dei cittadini bisognosi. Questo è il compito di un'opera a segno, che vuole essere appunto segno e di stimolo alla cittadinanza e a tutte le persone di buona volontà. La nuova amministrazione cosa dovrà migliorare o potenziare per assistere le famiglie bisognose? La collaborazione fra gli enti pubblici e l'organizzazione del terzo settore è sempre estremamente importante. Le collaborazioni e la sensibilità con la quale ci si pone nei confronti delle problematiche è sempre importante. Avere la sensibilità nei confronti delle opere che si fanno vuol dire continuare a contribuire al loro sostegno, al loro andamento. E poi bisogna tenere in considerazione che anche gli empori, aumentando le necessità, aumentano anche i costi di gestione, per cui anche la sensibilità ad aumentare i contributi può essere un aiuto e un sostegno notevole per quanto riguarda l'assistenza alle persone bisognose. Un consiglio per il prossimo sindaco. La nostra Caritas diocesana basa il suo principio di azione nelle 4A fondamentali: ascoltare, accogliere, amare, agire. E credo che sia un principio che si possa applicare in qualsiasi ambito, anche quello civile. Se devo dare un consiglio al nuovo sindaco è quello di saper ascoltare le persone, di saper accogliere le loro problematiche, di saper amare la propria cittadina e le persone che la compongono, e saper agire in profondità e senza tante titubanze per risolvere i problemi e risolvere le necessità. Le 4A. Ringraziamo Renato per averci dato una visione più ampia e precisa di quella che è la situazione delle famiglie bisognose a Cervignano. Noi ci vediamo alla prossima puntata per l'ultima intervista per Il Ponte Risponde. Ciao!